Illustre e caro professore, mi permetto di informarti che l'altro giorno, non appena venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge sull'epurazione della burocrazia, ho presentato le mie dimissioni da professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Istituto Superiore di Venezia. Incidenti d'ogni genere occorsimi in questi ultimi mesi mi hanno indotto alla decisione gravissima e dolorosa, alla quale, come potrai immaginare, farò seguire un altro provvedimento non meno grave, la mia partenza dall'Italia. Ricordo sempre questo passaggio da Venezia sotto un clima invernale, lo ricordo sempre, bianco, freddo caldo. La Costa Azzurra era bianca. E mi ricordo poi a notte a Marsiglia, i treni non andavano diretti, ci fu una lunga sosta di svariate ore in stazione. Ricordo che passammo a raccontarci barzellette e canzoni, facendo poesie sciocche, io e la Franca. Il primo ricordo è a Tolosa, dove mio padre mi teneva la mano. Io ho avuto uno shock sicuramente, capisci? È lì che comincia la mia vita, questa lingua francese, un paese sconosciuto, ma siccome c'era mio padre, mia madre e mio fratello, i bambini sono rassicuratissimi, non è la terra che conta i genitori, però mi ricordo questa attesa del treno per Oscia. Giunti a Oscia, che andammo a Oscia, allora mi ricordo, c'era un paesaggio stupendo di colline, di boschi, eccetera, soprattutto allora era una cosa affascinante. E per me il mondo mitico di D'Artagnan. Mio caro Salvemini, finalmente posso scriverti. Sono in Francia da una ventina di giorni e mi sto lentamente sistemando in una piccola proprietà che ho acquistato col realizzo del modestissimo mio patrimonio paterno, nella speranza di trovare finalmente un po' di pace e di godere a pieni polmoni la libertà. Dopo la pubblicazione della legge per l'epurazione della burocrazia, ho creduto doveroso, per quanto il sacrificio mi sia costato una pena infinita, di dare le mie dimissioni da professore stabile di diritto pubblico, denunciando la incompatibilità dei nuovi doveri di funzionario con il rispetto delle mie più intime convenzioni di studioso. Già i miei primi ricordi sono dei ricordi molto complessi e in qualche modo divisi, per forza sin da piccolissimo io ho cercato di integrarmi nel mondo in cui vivevo, prima in una cittadina della Guascogna, Auch, e poi a Tolosa, e mi sentivo francese, forse le prime cose, le prime parole che ho usato con gli altri al di fuori della mia famiglia erano in francese, e avevo a che fare con questo padre e questa madre che invece parlavano italiano o veneto fra di loro.
Io ho cercato di costruire una specie di linguaggio misto, uno Swahili, se si può dire così, fatto di francese, di veneto, di un po' di italiano. Siamo stati 2 anni, dal 26 al 28 in questa terra, in cui ho dei ricordi anche molto belli della campagna, a parte la paura delle bestie, e soprattutto ricordo di questo hockey, perché non bisogna correre, non bisogna scappare. Se tu scappi davanti a un'oca, lei ti inseguita e ti becca. E così. E lì che è nato Bruno nel 26, figlio non atteso, quello dell'esilio, e che mi hanno affidato nell'anno 27-28. Lui sostiene che nella carrozzella, io avevo 7 anni, l'ho fatto cadere, per questo che è rimasto scemo, dice lui. Mia madre era riuscita a portare con sé dei mobili veneziani del Settecento che non avevano più niente a che fare con la vita che facevamo, che era una vita molto magra. Dopo pochi anni, di cui non ho che un vaghissimo ricordo, in cui mio padre ha tentato di fare l'agricoltore ed è fallito perché non era proprio il suo mestiere, evidentemente, ha dovuto accettare rapidamente un posto come operaio tipografo in una piccola azienda appunto a Auch. E c'era questo sentimento di una vita divisa, di cui i miei genitori, ma anche i miei fratelli, avevano la memoria. I fratelli erano più grandi di me, e di una vita proprio di stenti, soprattutto nei primi anni, ecco, facevamo fatica ad arrivare alla fine del mese proprio per mangiare normalmente. Carissimo amico, la sua lettera ci ha portato tanto dispiacere. Aspettavamo con sicurezza la visita di alcuni parenti. Ed ecco che un bel mattino lei ci scrive: i cugini non possono più venire. Per quanto bene ci vogliate, per quanto cerchiate di immedesimarvi nelle nostre tristissime condizioni, voi non potete mai immaginare che cosa rappresentino per noi simili delusioni. Silvio è assai depresso in questo momento, e il potersi sfogar con un amico del suo paese che è in lui come una fissazione e una disperazione, gli avrebbe fatto un gran bene. Continuiamo la nostra brillante vita che lei conosce. Non usciamo più la sera perché comincia a far freddo. Silvio lavora fino a tardi e io o lavoro o scrivo a macchina per lui. Le prodezze di Bruno, che comincia a parlare una dolce lingua misto di francese e di italiano, costituiscono la nostra sola distrazione. E il cuore è sempre in patria, in mezzo alle persone care. Dopo, nel 28, abbiamo affittato una casa nel centro della città di Auch, e io sono andata a quello che si chiama lycée, perché dalla prima media alla maturità allora si chiamavano lycée, e le suore è loro che mi hanno dato il nome di Francette. Questa piccola italiana la chiameremo piccola Francia, Francette. Partiamo nel 28 a Auch e mio padre trova il lavoro come operaio tipografo. E lì io ricordo fortissimo come lui tornava distrutto dalle macchine, che allora erano rumorosissime. È stata un'esperienza per lui di rivoluzione, è stato
1928 al 1° maggio 1934, dove è stato espulso perché ha scioperato il 1° maggio. E quindi ho avuto sempre la percezione di questa anomalia, di cui ero molto anche compreso e fiero. Nello stesso tempo la avvertivo come il segno di un paese diverso, di una storia diversa che non mi apparteneva, che era in conflitto con il mio quotidiano. E quindi c'era una simpatia di fondo con le scelte che aveva fatto mio padre in modo particolare, e che poi una simpatia che si è continuamente arricchita, perché in questa vita di esule mio padre continuamente aveva incontri, rapporti con persone che venivano da lontano e che continuavano con loro poi l'altra esistenza di mio padre, cioè quella di un militante antifascista che organizzava anche l'attività che si svolgeva in Italia nella clandestinità, oltre a continuare a scrivere e a produrre come teorico del diritto, della filosofia del diritto. Poi siamo arrivati a Tolosa e lì tutti questi amici, professori che venivano a trovarlo, che corrispondevano, le hanno detto: lei non può continuare a fare l'operaio, l'aiutiamo a affittare una libreria. E solo che abbiamo avuto 2 anni solo di pace, cioè loro soprattutto, perché è scoppiata la guerra di Spagna. La data fondatrice del mio rapporto con la politica, il rapporto cosciente, è il 1936. In quel momento questa casa di Tolosa e questa libreria era diventato un po' un centro di smistamento, come diventerà subito dopo la sconfitta francese, nel senso che tutta una serie di esuli di più diverse famiglie politiche e dei più diversi paesi sono venuti, hanno cercato in quel luogo, in quella libreria, tutto un punto di riferimento. Ma già la guerra di Spagna questa casa era una casa di passaggio di tutti quelli che venivano, per esempio moltissimi italiani che vivevano in Argentina, in Brasile. Io ricordo un personaggio straordinario che si chiama Libero Battistelli, che era un antifascista esule anche lui, ma che poi aveva acquistato una grande azienda agricola in Argentina, era diventato un imprenditore. Al momento della guerra di Spagna ha lasciato tutto, è tornato, è passato da noi per andare a combattere. E lo ricordo perché abbiamo acceso una grande amicizia, io e un ragazzo, un bambino quasi. E lui è caduto pochi mesi dopo in Spagna, lasciandomi in eredità la sua borraccia. E quindi ricordo i membri del governo spagnolo, quando passava Negrin, allora ministro degli esteri, passava per Tolosa, veniva a casa nostra, eccetera. Mio padre andava in Spagna, è andato in Spagna a 3 riprese, per periodi anche abbastanza lunghi, sul fronte di Huesca lui era. Creatura mia benedetta, io continuo a star benissimo.
L'unica ragione di tristezza mi è data dall'impossibilità di fare quello che qui tutti gli altri fanno e di dovermi accontentare di assolvere delle funzioni ben modeste. Non passa un istante solo senza che io ti abbia in mente, senza che sia divorato dal desiderio di vederti, di averti con me. Quanto pagherei che tu fossi qui? Questa atmosfera infiammata di entusiasmo e di fede non tarderebbe a trascinarti. Le notizie degli amici sono buone. Non è a Tolosa, ma a Alicante che Nenni fu vittima di un accidente. Per fortuna le ferite non sono gravi. Scusa, amor mio, se ti scrivo così in fretta. Ho tanto da fare. Il Piccinin. Madrid wunderbare, Madrid wunderbare, Madrid wunderbare, Mamita mia, dich wollten die nehmen, dich wollten die nehmen. Madrid wunderbare, Madrid wunderbare, Madrid wunderbare. È stato il primo grande momento di presa di coscienza che ha attraversato le giovani generazioni, proprio direi di tutte le culture. E c'era questo mito degli eroi spagnoli, e mio marito è stato un eroe veramente della guerra di Spagna, per cui tutta la mia sensibilità è stata sempre convogliata. Difatti io ero sicura che non potevo fare l'amore con un fascista. Amor mio, come puoi immaginare vivo delle ore febbrili, fantasmagoriche. Mi sembra sempre di sognare. Ieri sera, alle 9, i corpi furono trasportati dalla casa della Rue Notre-Dame al deposito mortuario, dove resteranno fino a sabato mattina. Non ti so descrivere la scena alla quale ho assistito, lo strazio di quella disgraziatissima madre, la forza sovrumana della signora Marion. Stanotte l'impressione suscitata in me da questa scena mi ha impedito di dormire. Amor santo, scusami se ti scrivo in modo disconnesso. Non so dove ho la testa. Mentre scrivo, devo nello stesso tempo attendere a un'infinità di altre occupazioni. Ti penso con amore infinito. E io, anche perché avevo la cittadinanza francese a 19 anni, mio padre era in confino, non poteva uscire, anche i miei fratelli, come italiani,
e io potevo girare e dunque la prima attività è stata di portare messaggi, comunque sempre obbedito a degli ordini, cioè non è che ero un leader della resistenza, ero giovanissima, anche avevo 20 anni, 21, e che le cose che ho fatto, quello di trasportare armi di notte, che mi lasciano nella bicicletta perché mi chiamavano la stella filante, giravo sempre in bicicletta e proprio ho fatto delle cose spericolate senza avere troppo la coscienza del pericolo. La cosa è proprio rivelatrice anche dell'infantilismo, di questi tentativi di ribellione all'autorità paterna, in definitiva. Io volevo creare la mia organizzazione, appunto, quasi in competizione con il lavoro che faceva mio padre. E avevamo prodotto un giornale clandestino che si chiamava I Partigiani, che in Francia allora era un nome abbastanza eccentrico. Naturalmente questo giornale lo facevo ritagliando la carta intestata alla libreria di mio padre. Questo dimostra il mio dilettantismo al limite della criminalità. E poi organizzavamo delle uscite di attacco a queste nuove formazioni fasciste che si stavano creando in Francia, insomma la milizia, e poi c'era questo partito francista che era, ecco, forse quello più vicino all'idea del partito fascista repubblichino. Poi abbiamo organizzato una nottata in cui si doveva riempire le strade di Tolosa di scritte con la pittura per ricordare la vittoria, vedi com'ero francese, allora la vittoria del 1918 contro la Germania, auspicando naturalmente che il 44 e il 43, questo era il 42, fosse la nuova vittoria degli alleati e con Croce di Lorena. E durante questo giro hanno arrestato alcuni miei compagni. Io sono scappato, ma poi con una serie di piccoli ritagli si trovava il mio nome in alcune agende loro, eccetera. 3 giorni dopo sono venuti a prendermi a scuola e mi hanno arrestato. Quando mi hanno arrestato io sono sceso dal primo interrogatorio, c'era mia madre ai piedi delle scale, mi sentivo un eroe e lei mi ha preso a schiaffi e poi mi ha sussurrato proprio con un tono velenoso: se fai il nome di tuo padre ti ammazzo. Io sono rimasto molto male, ma è uno dei ricordi più belli che io ho. Papà mio carissimo, sono tanto stanca e non so più bene quello che dico. Mi sento stordita e arrivo appena alla coscienza di tutto quello che mi succede. Però mi rimane come la certezza dell'esistenza stessa, chiara e sicura, la certezza del nostro affetto comune, infinito, e della nostra fiducia reciproca. Mi sento fiera, commossa di essere tua figlia. Non solamente figlia, ma amica capita, amata, ascoltata. Al momento della partenza della mamma, al momento dove finisce per me, per un istante, la significazione della parola famiglia,
Mi rendo conto quanto tenevo a lei e quanto mi mancherà. Al papà, così attento ai miei pensieri, alla mia felicità. A Giorgio, amico fedele e silenzioso. A quel vecchio Bruno, compagno di lotta, ardente, capriccioso, ma così caro. Io rimango qui nelle migliori condizioni possibili e so che si tratterà di una solitudine di 2 mesi al massimo. Tutto andrà per il meglio e penso già alla gioia di ritrovarti presto. Quando torniamo in Italia eravamo ancora nella parentesi, quindi sì, il ritorno era a casa di mio padre, è stato un ritorno trionfale per mio padre, durato pochissimi giorni, è durato praticamente neanche 10 giorni. All'8 settembre subito lui si è messo in moto per cercare di organizzare quel tanto di resistenza militare che era possibile, e allora lui subito pensò in come organizzare proprio la resistenza in montagna. Ecco. Che zona? Nella zona vicino al Grappa e sopra Vittorio Veneto, che poi divennero effettivamente. Il quartiere generale era già diventato Padova, a quel momento lì siamo subito passati alla clandestinità, fino al momento in cui fummo arrestati per una spiata. A quel punto mio padre ebbe un secondo attacco di cuore, mi lasciarono andare per alcuni giorni, però mantenendo mio padre, quindi io dovevo presentarmi ogni giorno in questura a controprova che restavo a loro disposizione. Poi mio padre fu trasferito in una clinica, piantonato, al quale ha continuato a lavorare, perché vedeva in vari modi i suoi collaboratori a Treviso per l'organizzazione del lavoro clandestino. «12 marzo. Io sto facendo la colazione per poi prepararmi ad andare a vedere papà. Sono le 9:20, quando qualcuno, mandato dalla casa di cura, viene a chiamarmi che il papà non sta troppo bene. Corro presto, il cuore in gola e un'agitazione che non ho mai avuto fino allora. Lo trovo lì, sul letto, il volto pallido, molto pallido. Il dottore è accanto a lui e la mamma è dall'altra parte che gli accarezza la mano. Lei ha gli occhi umidi, ma si fa forza. Poi a un tratto lui, con un sorriso sforzato: «Ti devo lasciare, cara». Il respiro si fa più affannoso, più a scatti, ma è sempre perfettamente lucido. Ormai cosciente di dover morire, si legge sul suo volto, attraverso la sofferenza, lo strazio indefinibile di doverci lasciare e non vedere la Franca. Ti benedico, cara, e benedici i miei figli. Poi, che l'Italia si salvi, che l'Italia si salvi, sono le sue ultime parole. Tolosa è stata liberata nel 1944 e dunque lì ho avuto la notizia per la strada, in un modo orribile, che qualcuno aveva sentito che era morto mio padre a Radio Londra. Io non ci ho creduto, c'era naturalmente il rifiuto del dolore. Poi è arrivato, non si poteva comunicare con l'Italia, è arrivato un telegramma in latino del vescovo di Treviso, indirizzato al vescovo di Tolosa. È stato per me atroce, atroce.